una svuglidur. Salude ai domande nanta esvuglidure e i sciucotti rispondiamo subito. Sciucotti va a dire che una svuglidura è quando uno dei legamenti, che so come elastiche, stinzano troppo, qualche volta tanto, che li strappano. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. Io, sciucco, ti aiuto a spiegare ciò che è un legamento. Ah, ecco il nostro scheletro. Vedi, sono tutte le ossa che tengono una persona. I legamenti sono specie di elastiche che tengono l'osso insieme dove le si raggiungono, vale a dire all'articolazione. Ecco l'articolazione di H8. Due vene vagule a farsi una svuglitura. Se non pieghiamo troppo l'articolazione in un senso negativo, ci potremo stinzare un legamento. Vedi, è una piccola svuglitura. Se l'articolazione piega torna di più, il legamento si strappa appena. La svuglitura è più grave quando lo si strappa completamente. Ci sono parecchie maniere di farsi una svuglitura. Cascando male dopo un salto. O quando l'articolazione piglia un colpo. Ma in vero ci vuole un colpo più forte che questo. Con una svuglitura l'articolazione si sente e ingonfia. E poi è difficile di muoversi. Tanto ci tocca andare in un dottore per curare una piccola svuglitura. Durante 3 a 5 giorni, l'unico mezzo è il riposo. Codro, compressione e alzamento. Dopo si può ricominciare a muovere l'articolazione. Se la svuglitura è più grave, tanto il dottore deciderà ciò che conviene. Ecco, ora capisci meglio che è una svuglitura.